buongiorno a tutti, buongiorno, benvenuti in questa nuova live di ReniTunes. Durante questa live vedremo qualcosa di cui già avete un'idea leggendo quei due loghi che sono in alto, ok? Allora, come siete abituati, innanzitutto buongiorno. Sono le 10 e 14 minuti di questo 9 aprile 2024. Pasqua è passata, ce la siamo lasciati alle spalle. Piano piano arriverà anche l'estate e noi continuiamo con questi format che vedo che piacciono abbastanza, diciamo, sul mio canale, che sono i format di Sfogliamo Insieme. Ovviamente abbiamo in arretrato ancora da sfogliare insieme questo, che è il numero del mese scorso di Anime Cult, e dobbiamo fare ancora lo sfogliamo insieme di questo retro computer, diciamo l'ultimo numero uscito, che è sempre del mese scorso. Ma oggi non parleremo né di retro computer né di Anime Cult, ok? Quest'oggi parleremo di una serie anime che ha iniziato. Salve la Dana del Panda, benvenuto in questa live che è dedicata, diciamo, a quello che c'è in questa busta, che già un po' si capisce. Però dicevo, come siete abituati nelle mie live, io non faccio vedere solo quello di cui parlerò, ma anche qualcosa di retro, qualcosa di anni 90, qualcosa, diciamo, che può suscitare l'interesse degli spettatori. Allora, quest'oggi appunto volevo farvi vedere, visto che parliamo di Dragon Ball, come leggete sopra, vi volevo far vedere, guardate, questo è l'anime comic di Dragon Ball, quarta di copertina, questo è il numero 6, anzi, vediamo un po' se riusciamo a partire dal numero 1, l'avevo messi al contrario, allora, vediamo, 5, 4, 3, 2, ok, così li vediamo tutti quanti, guardate, questo è il numero 1 dell'anime comic di Dragon Ball, questa Utena è la quarta di copertina. Allora, ogni 2 mesi su K Extra, questa mi pare che era uscita proprio su K Edizioni, che è 1998. Allora, voglio vedere se la videocamera riesce, sì. Vedete, Dragon Ball 1998, e questo è l'anime comic di Dragon Ball. Come vedete è un volumetto molto piccolo, questa è la mano, vedete? Quindi è un volumetto piccolino, è un piccolo volumetto, poi tra l'altro anche molto sottile, non sono tantissime pagine. Ma che cos'è che caratterizzava questo volumetto rispetto al manga? Ovviamente, come tutti gli anime comic, è totalmente a colori. Il leggendario Dio Drago. Ora non è che io me li metto a sfogliarli tutti e a farveli vedere tutti, perché sennò poi non riusciamo a vedere bene l'argomento chiave di questa live. Però per farvi vedere che già questa è la seconda metà degli anni 90, quindi parliamo ormai già di parecchio anni fa. Guardate come sono tenuti questi, guardate, cioè è come se fossero sfogliati la prima volta, anzi c'è qualche pagina che risulta un po' attaccata, ma io, facendo molta attenzione, le sto staccando e ve le sto facendo vedere. Vi farò vedere solo questo volumetto, poi gli altri vi farò vedere, diciamo, le copertine e poi magari qualche pagina interna. Però guardate che spettacolo che erano questi anime comic di Dragon Ball. Anime comic che prende proprio il nome dal fatto che queste immagini sono fotogrammi dell'anime, comic inteso come fumetto, quindi trasformare un anime, quindi un cartone animato che va in televisione, in un fumetto. Non si poteva chiamare anime manga, ma forse il termine è stato più adatto, quello di
anime comic, quindi un fumetto preso da un anime. Quindi come vedete nelle mie live qualche cosa si capisce sempre, si impara sempre qualcosa di nuovo. E queste ci sono di tanti anime, di tanti cartoni animati, ci sono gli anime comic. Durante le mie live piano piano ve le farò vedere un po' tutte quante. Guardate che bello che è quest'anime. Questo è del 1998, parliamo di parecchi anni fa. Ok? Quindi, oh, salutatemi chi è collegato nella chat, così vi posso ricambiare il saluto. Ok? Guardate, questo era l'anime comic di Dragon Ball. Queste sono le ultime pagine, senza che ve lo faccio vedere tutto. Andiamo avanti, vi faccio vedere quest'altro. Anime comic Dragon Ball numero 2. Vedete? Oh, lo metto proprio qui sotto, guardate. Dragon Ball. E questa ora su Amici, l'incantevole Crimi. Vedete? Questa era la quarta di copertina. E poi qui c'è il sommario. BTX. Quanti ricordi, vedete, questo sempre tutto a colori. Anime comic di Dragon Ball, senza che ve le faccio vedere tutte, vedete, tutto interamente a colori. Goku si scatena, e questo è Techno Ghost. Andiamo avanti, vi faccio vedere quest'altro, numero 3, mettiamolo sempre qui, Dragon Ball, anime comic numero 3. E qui si parla di Sailor Moon. Guardate che spettacolo, questo è Sailor Moon, 3 volte Sailor Moon. Vi faccio vedere ovviamente l'interno. Eccolo qui. Dragon Ball, spettacolo questi anime comic, I personaggi, Krillin. Belli, anime comic. Andiamo avanti. Dragon Ball, vedete, questo è il numero 4, anime comic Dragon Ball, quarta di copertina, Teramo Comics 99, 24 e 25 aprile 1999, e ovviamente questo è del 99. E vedete c'era Keiichi. E qui sempre ovviamente tutto interamente a colori, tutto interamente, vedete che spettacolo, quindi fotogrammi dell'anime trasportati su un fumetto, e quindi nasce l'anime comic. E qui si vede il fumetto di Occhi di Gatto, Kezai, vedete, marzo, ultimo numero di City Hunter, e poi su Starlight Occhi di Gatto un altro colpo è stato fatto. E poi vi faccio vedere di qua altri personaggi della serie di Dragon Ball. Ok, andiamo avanti, mettiamo sempre qui sotto Dragon Ball numero 5, e qui ricomincio da zero. Questo che era Ken il Guerriero o Cyber Blue, mi sa, che poi erano più o meno gli stessi disegni. Ok, vi faccio vedere questo, pubblicità di Occhi di Gatto, come vedete. Ecco, me lo metto un po' più vicino, magari la telecamera lo mette un po' più a fuoco. Ok,
Allora, guardate Dragon Ball, la grande avventura di Goku. Questo è sempre tutto a colori, fotogrammi del fumetto portati, cioè fotogrammi dell'anime portati su un fumetto. Scusate, eccoci qua. E andiamo a vedere il sesto, l'ultimo che ho preso. Questo è Dragon Ball numero 6, anime comic. Ed ecco, mettiamolo proprio anche questo qui sotto, vedete? Eccoci qua, anime comic di Dragon Ball. Qua si parlava già di Narutaru K, vedete? Però non me la mette a fuoco. Proviamo un po'. Alexa, accendi piantana. Niente. Vabbè. Allora, visti questi volumetti, poi andremo a vedere anche questi che ho qui, però prima di tutto dobbiamo dare un senso a questa live e quindi andiamo ad aprire uno dei due. Sono andato in giro a cercarli con mia moglie, uno l'abbiamo preso per tenerlo chiuso imballato e l'altro l'abbiamo preso per sballarlo e completarlo con tutte le figurine. Questo è l'album di figurine Panini di Dragon Ball, come vedete tutte e quattro le serie, ma oramai ne hanno già parlato, un attimo solo che hanno bussato, Allora, rieccoci qui, scusatemi, ho il citofono. Allora, pronti? Siamo prontissimi per andare ad aprire, a sballare questo bellissimo album di figurine Panini di Dragon Ball. Allora, questo forse, no vabbè, senza forbice non si apre, quindi andiamo proprio ad aprire. Questo è stato chiuso qui sopra, quindi limited edition, possiamo tagliare qui tranquillamente. Ok, ok, allora all'interno troviamo, che si vedono bene, le due card speciali da collezione, le due card speciali da collezione, eccole qui, dovrebbero essere le stesse per tutti gli album, ok? Limited edition card, limited edition card, e poi ben 1, 2, 3, 4 e 5 pacchetti di figurine. 5 per 8, 40, dovrebbero essere 4 euro solo i pacchetti di figurine, perché costano 80 centesimi l'uno. Ok, andiamo a vedere, guardate che belli anche questi pacchetti. È un peccato pure andare ad aprire questi pacchetti di figurine, perché guardate come sono belli, prismatici, belli belli. No, ma sono proprio belli belli questi, vedete come riflettono, sono tutti metallici questi, belli belli, veramente veramente belli, guardate. Quindi già sarebbe che di tenerne uno per ogni figura che c'è rappresentata, da tenerlo, diciamo, e andare ad aprire poi solamente quelli con la figura diversa.
chissà quante figure ci sono. Allora, poi andiamo a togliere dalla busta il nostro album. Guardate, questo è il retro della busta. Porta con te l'universo di Dragon Ball. C'è il drago, ok. Allora, ecco menzionate le serie, quindi Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT e Dragon Ball... com'era l'ultima? Vediamo se riesce a mettere a fuoco con la macro. Sono curioso. Dragon Ball Super, Dragon Ball GT, Dragon Ball Z e Dragon Ball. Questa telecamera è uno spettacolo, purtroppo il mio PC è arrivato proprio, tra l'altro mi comincia a dare un sacco di schermate blu. Guardate come è scritto piccolo, cioè qui Dragon Ball Super è scritto talmente piccolo che quasi non si legge. Io ve l'ho avvicinato e la telecamera con la funzione macro è riuscita a metterla a fuoco. Quindi ecco qui Dragon Ball, l'album di figurine Panini. Vedete? Allora, printed in Italy by Panini SPA. La Panini oramai la fa da padrone, vedete? E qua c'è raccolte per la gioventù, Toei Animation, vedete? E ci sono tutte le varie scritte, le nuove raccolte per la gioventù. E questo è, se vi serve, vediamo un po' se riusciamo a ingrandirlo a tutto schermo, il logo Panini. Facciamo una cosa, facciamogli mettere a fuoco e poi ingrandiamo il logo Panini. Guardate che spettacolo il logo Panini, mi è sempre piaciuto questo logo, da sempre, da quando ero piccolo questo logo mi è sempre piaciuto. Grandissimo, bellissimo logo della Panini. Allora, io, come è il mio format, facciamolo, sfogliamo insieme, le andiamo a vedere senza le figurine. Ok? Andiamo a sfogliare questo album senza le figurine. Poi quando l'avrò finito farò un'altra live, magari un po' più veloce, per andare a sfogliare insieme l'album completo di Dragon Ball. Eccoci qua, gli allenamenti del genio delle tartarughe. Vedete, lo andiamo a sfogliare proprio come se fosse una rivista, sempre sfruttando quello che è il mio format. Ok? Quindi andiamo a vedere l'album internamente com'è strutturato e com'è organizzato. Mi sembra molto, l'impaginazione. Allora, la carta, vabbè, la Panini ovviamente ci ha abituato sempre ad una qualità molto molto elevata dei suoi prodotti, tant'è vero che parecchi degli album che sono stati fatti anche negli anni 80 sono tranquillamente sopravvissuti al tempo e sono arrivati ai giorni nostri. Se non l'avete già fatto, andate a cercare una mia vecchia live in cui vi faccio vedere quali sono alcuni dei miei album che ho tenuto e che sono ancora in mio possesso, fatti all'epoca, negli anni 80 e 90, alcuni completi, alcuni no. Figuratevi, sono album che ho cominciato quando ero piccolo anche io, quindi diciamo alcuni non erano neanche completi. Questo invece vorrei riuscire a finirlo, vediamo un po', acquistando qualche pacchetto. Già siamo arrivati comunque, come vedete, 69 figurine, in queste siamo arrivati a 69, dovrebbero essere più di 200 figurine, però guardate che bello com'è bello quest'album, veramente veramente bello. E noi stiamo facendo lo sfogliamo insieme di quest'album, come se fosse una rivista, ok? Quindi la saga di Majin Buu.
E qui siamo arrivati alla numero 84. Il diverso aspetto di Goku in ogni serie. E qui ci sono delle figurine speciali. Ok? Ah, tra l'altro, essendo arrivati appunto a queste figurine speciali, vedo che io, girando la pagina, mi trovo così, poi però questo posso fare così, guardate, di qua posso fare così, e poi posso fare addirittura così, no, al contrario. Il bello della live, possiamo fare così, e questo è il drago, vedete? Ma guardate che è enorme sta cosa, vado un po' più indietro, ecco, è veramente grande. Ok, quindi facciamo così, così, senza rovinare niente, così, e poi continuiamo a sfogliare il nostro album. E infatti queste figurine si aggiungono perché hanno una lettera davanti, H13, H14, H15, perché sono delle figurine speciali, ok? Che iniziano appunto, come abbiamo visto qui, H1, H2, H3 e finiscono con H16, dovrebbe essere l'ultima, ok? H16, e poi ricominciano le figurine normali. Quindi abbiamo superato metà album, qui inizia la serie Dragon Ball GT, vedete? La saga della ricerca nello spazio, la saga di Baby. Ma guardate quanto sono belli questi disegni messi poi centralmente, che diciamo si distribuiscono su due pagine. Bello veramente. Salve Willy! Buongiorno Willy! Ultimamente sto facendo Super C17, la sagra dei draghi malvagi. Sto facendo poche live per problemi che ci abbiamo. Adesso vediamo di fare questa qui e poi ricominceremo. Devo fare tante live, tanti filmati. Volevo iniziare anche a pubblicare dei filmati. Vedremo un po'. Ciao Andrea! Ciao Andrea, benvenuto. Stiamo sfogliando insieme l'album di Dragon Ball. L'album Panini, ovviamente già l'hanno fatto vedere tutti gli altri vari youtuber, tiktoker, twitcher e chi più ne ha più ne metta. La saga della battaglia degli dei. Buongiorno Massimiliano, ciao, come va? Max, Massimiliano, tu live non ne hai più fatte, io sto un po' impicciato, sto sempre col cellulare in mano, ma sto sempre impicciato. La saga della risurrezione di F. Oh, vedete, già siamo a 153 figurine. La saga di Trunks del futuro. Che macello. No, comunque è veramente bello, eh. Siamo arrivati alla figurina numero 168. La sagra della sopravvivenza dell'universo. Eccolo qua. 180 figurine più quelle speciali. Oh, vi faccio leggere questo. Ti mancano poche figurine? Completa la tua collezione con noi. Collegati all'indirizzo panini.it, clicca sul menu figurine Panini e segui le indicazioni. Se scriverai nell'apposito spazio il codice qui sotto, riceverai il 10% di sconto.
sulle figurine mancanti. Ok, e questo è il retro, l'abbiamo già fatto vedere, www.panini.it. Ok, quindi abbiamo visto, abbiamo sfogliato insieme l'album di Dragon Ball. Allora, andiamo ad aprire questo. Allora, guardate, questo viene venduto. Allora, una bustina costa 80 centesimi. Ok? Mannaggia la miseria. Oh, Italia, una bustina, 80 centesimi, IVA inclusa. Beard Studio, cioè Toei Animation. Queste sono 24 bustine. 24 bustine. Ok? Allora, qua c'è il sigillo di garanzia che diciamo garantisce che questa confezione non è stata mai aperta. E la andiamo ad aprire noi. La andiamo ad aprire noi. Allora, facciamo così, guardate. Se no uno si fa prendere. Ok, l'abbiamo aperta. Allora, 24 bustine. Andiamo a vedere se effettivamente sono 24 bustine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Sono 24 bustine. Allora, andiamo a vedere questa, così vediamo di metterle pure per tipologia di bustina e vediamo se ci sono delle bustine diverse. Allora, questa e questa sono uguali, 1, 2, 3, 4 e 5, queste due sono uguali e abbiamo queste. Allora, questa è identica a questa, quindi la mettiamo qua. Questa è identica a questa, questa è identica a questa e questa ovviamente è identica a questa, quindi sono divise, sono 5 le bustine e sono esattamente una e una. Poi le andiamo anche ad aprire qualcuna di bustina in live. Ok, quindi abbiamo 24 più 5, 29 bustine. 29 bustine di figurine. Ok, e le andiamo a mettere qui e ricominciamo qua, qua. Guardate che spettacolo. Allora, le figurine Panini erano qualcosa di spettacolare e sono ancora qualcosa di spettacolare. Dragon Ball, Dragon Ball. Ok, questa va qui, questa va qui, questa va qui e poi questa qui, questa qui, questa qui e questa è l'ultima e la mettiamo qua. Allora, io direi di cominciare ad aprire un pacchetto di figurine. Direi di partire da questa. Che dite? Partiamo da questa? Ma sì, dai. Allora, è una vita che non apro un pacchetto di figurine, veramente. Sono quasi emozionato ad aprire un pacchetto di figurine nel 2024 a quasi 50 anni. Vabbè. Apriamo con calma. Allora, questa è vuota, la mettiamo qui per essere buttata. Allora, innanzitutto c'è uscita questa. Oh, guardate che spettacolo. Tutta prismatica. Dietro c'è il numero, non lo metterà mai a fuoco, mi sa.
forse se gli do qualche altra cosa, ecco, H8. Questa è una di quelle speciali che vi dicevo che va sul, diciamo, sul poster del drago. Poi c'è questa, numero 102. Ma perché ci mette in 107? 107. Poi c'è questa, 39. Ok. Questa pure è molto molto bella, guardate che spettacolo, tutta prismatica anche questa, vedete? Ancora vanno queste cose prismatiche, andavano negli anni 70 già, guardate che bello con i colori, come riflette bene i colori. Ecco, e andiamo a vedere, questa è la numero 72, vi faccio rivedere come riflette i colori. Ed è prismatica questa qui, e questa è l'ultima, 172. Allora, io direi uno di questi lo abbiamo aperto, apriamo uno di questi, via, questo, ok, con molta calma. Allora, queste per buttare e queste le vediamo. Allora, Andrea, allora sono, ogni pacchetto di figurine ce ne sono 1, 2, 3, 4 e 5. Ci sono 5 figurine per ogni pacchetto. Ogni pacchetto viene 80 centesimi, ok? Però ci sono i box, mi pare che vengono 3,90 euro e ci sono, mi pare, 5 pacchetti, una cosa del genere, insomma, si risparmia qualche cosa. Questo viene esattamente 80 centesimi per 24, mi pare. Ma non mi ricordo perché l'ho preso, quest'album già ce l'ho da 10 giorni, non mi ricordo assolutamente perché ho comprato tutto, sia l'album, questo qui, questo è l'album se ancora lo trovi, questo costava 3,90 euro, qui scritto 3,90 euro, vedete, questo è l'album, 3,90 euro, 5 pacchetti di figurine, l'album e diciamo le due figurine speciali, queste qui. Queste sono le speciali che si trovano all'interno di quest'album. Poi sul sito della Panini c'è diciamo il link per comprare l'album cartonato, quindi con la copertina rigida, non questa flessibile. Ok? E questo è l'album che in tutto sono 180 figurine, vedete? E poi ce ne sono altre 16 speciali, quindi sono quasi 200 figurine, quasi 200 figurine, ok? Questo era per rispondere ad Andrea che ci ha chiesto quanto viene il box, l'album e quante ne sono. Allora, io vi consiglio sempre di comprare i pacchetti, quelli da 3,90 euro, che diciamo come numero di pacchetti di figurine e diciamo convengono, e prezzo convengono. Allora, stavamo aprendo un altro pacchetto, no, dovevamo vedere queste. Allora, qui è uscita questa qui, numero 52, e la mettiamo qua. Poi è uscita questa qui, 27. All'inizio ovviamente uno ha pochissimi doppioni, poi mano a mano che si va avanti, guardate questa pure tutta bella prismatica, fortunatissimo perché questa è l'H1, la prima del, diciamo, che sta sul retro del poster del drago, vedete? H1,
è proprio la prima ed è tutta prismatica. Guardate che spettacolo. Ok, quindi io le H me le metto qua. Quindi attenzione, già ho 2H, vedete, H1 e H8. Perfetto. Poi andiamo a vedere, poi c'è questa, addirittura H4. Beh, allora abbastanza fortunato perché tra un po' finisco già le H. Ecco, questa è l'H4. Guardate che bella che è. H4. E poi c'è questa qui che è la 132, anche questa tutta bella prismatica. Guardate, ecco, guardate, numero 132, eccoci qua, tutta prismatica, ok? Caduta, niente, e la mettiamo qua. Quindi abbiamo aperto uno di questi, andiamo ad aprire uno di questi, ok? Piano piano. Allora, questo si butta e qui mi sa che già c'è il primo doppione. Sì, la H1 ci è uscita e questo è il primo doppione, ok? H1, metti a fuoco, eccoci qua, H1 primo doppione e lo mettiamo qua. Poi 67, poi 77, non sto a dare i numeri della tombola, qua sono solo le nostre bellissime figurine. 77 di Dragon Ball, guardate, e questa è la numero 161 e questa fortuna ha voluto che uscisse la H18. Metti a fuoco, maledetta telecamera. H18, H18, la sfera, la seconda sfera del drago. Ok, e quindi abbiamo aperto anche una di queste, andiamo ad aprire una di queste. Allora, questo qui, e andiamo a vedere che cosa è uscito. Allora, questa numero 99, questa numero, mi sa che questa si vede per così, ho sbagliato io, e metti a fuoco. Certo c'ho sta telecamera che con Windows 7 modalità compatibile reagisce molto tardi. Vedete, Dragon Ball 76, e ve la faccio vedere anche grande. Ok, andiamo avanti. Questa è la 91. Se riuscissi a mettere a fuoco verrebbe una bella cosa, perché queste figurine poi uno se le vede sul televisorone. Toei Animation Panini numero 91, Dragon Ball Universal Sticker Album. Non riesce a mantenere la focatura, va fuori fuoco. È perché ci sto io dietro, perché se io ci mettessi un pezzo di un foglio di carta bianco dietro, a voglia,
manterrebbe il fuoco tranquillamente. Vedete? Che spettacolo. Vediamo se glielo avvicino piano piano. Sì, mantiene il fuoco, vedete? 149. Guardate come mantiene il fuoco. Quindi sono io che mi muovo troppo veloce. Bene, adesso che lo so, piano piano faccio come se fosse uno slideshow. Metti a fuoco. Visto? Che spettacolo. E la figurina è piccola piccola, Numero 96. Allora, ditemi voi se volete che ne apriamo qualcun altro di pacchetto, altri 4? Vediamo un po', sono 42 minuti di live, altri 4 pacchetti, dai, altri 4, poi interrompiamo la live. Anzi no, prima di aprire i pacchetti, volevo farvi vedere quest'altro anime comic. Allora, vediamo un po', questo è edizione italiana, ma questo è il 15, quindi le devo girare completamente al contrario. Quindi, invece di aprire altri pacchetti che li aprirò poi con calma, ci andiamo a vedere le copertine di questo anime comic di Dragon Ball Z. Qui dice mensile giugno lire 8000. Voglio andare a vedere, ma qui mi sa che, a parte che si legge alla giapponese, 1997. Allora, guardate, questo è uguale a questo, perché questo, a parte che è il numero 1, si legge alla giapponese. Come vedete, Dragon Ball Z e tutte le info sono messe dietro, quindi è un anime comic che si legge alla giapponese, perché all'italiana, se noi dovessimo andare ad aprire questa, c'è l'ultima di copertina e c'è poi l'ultima pagina dell'anime comic. Come vedete, touch, bellissimo, bellissimo, era uscito anche sul fumetto. Quindi questo è un anime comic, quindi come vi ho detto tutto a colori. Attenzione che questi si spaginano come niente, e siccome li ho tenuti imballati perfetti fino ad oggi, non mi va di rovinarli adesso. Quindi l'unico problema di questi anime comics è che la colla dietro non reggeva abbastanza, quindi si spaginano, poi rincollarli è impossibile. Quindi siccome sono perfetti, guardate, si vede anche da qua, guardate, sono perfetti, perfetti. Questo non lo metterà mai a fuoco, mi sa. Mi sa che pretendere che mette a fuoco qua, in automatico soprattutto. Oh, l'ha messo, l'aveva messo a fuoco. Star Comics, anime comic, lo perde il fuoco. O sono io che mi muovo troppo? Dragon Ball Z 1. Oh, Dragon Ball Z 1. E questo è un anime comic, il numero 1. Andiamo a vedere il numero 2. Eccolo. Dragon Ball Z numero 2. Ve li faccio vedere tutti, poi chiudo la live. Dragon Ball Z numero 3. Anime comic. Non so se questi si troveranno più, forse qualche fumetteria o su eBay, non lo so. Ma questa è tutta roba che non si trova più assolutamente da nessuna parte, ma poi soprattutto tenuta così bene, guardate, guardate, guardate. Noi all'epoca ci tenevamo moltissimo a queste cose, anche perché 8.000 lire erano tantissime per l'epoca, E però era tutta a colori, e quindi ci faceva piacere anche leggere, oltre al manga di Dragon Ball, anche
diciamo l'anime comic a colori, quindi come vi ho già detto i fotogrammi dell'anime con i fumetti, con in aggiunta i fumetti. Poi tra l'altro l'idea di farlo con lettura alla giapponese addirittura, qui siamo arrivati al numero 6, anime comic di Dragon Ball Z. Che spettacolo le copertine, ragazzi, una più bella dell'altra le copertine, così come le figurine pure saranno tutte sicuramente molto belle quelle dell'album, guardate che spettacolo, Dragon Ball Z, mamma mia. Questa è un'altra di quelle di quegli anime che sono pietre miliari veramente, come Ken il Guerriero, come Sailor Moon, i Cavalieri dello Zodiaco, diciamo sono pietre miliari nella storia dell'animazione, ma soprattutto in Italia per il grande successo riscosso. Ok? Quindi ancora oggi abbiamo visto che anche Anime Cult gli ha dedicato un numero a Dragon Ball e diciamo chiunque si affaccia sul mondo dell'animazione giapponese o anche dei manga, del disegno dei fumetti, senz'altro conosce queste serie, YoAV, cioè ce n'è tanto di tutto di più su Dragon Ball. Vedete, quindi c'è tanto da dire, ancora li stampano i fumetti, li stampano, ci sono diverse edizioni di stampe dei fumetti, forse queste essendo le prime, magari noi della mia generazione ci siamo più affezionati, questa addirittura è la prima volta che è stata stampata, è stato stampato l'anime comic di Dragon Ball e Dragon Ball Z, proprio la primissima volta negli anni 90, qui parliamo 97-98, quindi seconda metà degli anni 90, ed è stata la primissima volta che l'anime comic di Dragon Ball è stato stampato, e questi volumetti si trovavano raramente in edicola, più facilmente nelle varie fumetterie sparse per le nostre città. Già ce n'erano tantissime di fumetterie, spinte anche dal grande successo che avevano diciamo, le fiere del fumetto come Expo Cartoon, Lucca Comics e quant'altro. I fumetti cominciavano a diventare, mentre prima si trovava praticamente Topolino della Disney, Dylan Dog, eccetera, piano piano si affacciarono nelle edicole diciamo nelle fiere tutti questi manga di origine giapponese, che cominciarono a prendere piede talmente tanto che poi ovviamente aprirono delle vere e proprie fumetterie, negozi dedicati solo alla vendita di fumetti e materiale da collezione per quanto riguarda questi anime, questi manga. Quindi un attimo che mi squilla il telefono, non posso rispondere, ok. E niente, allora siamo in chiusura di live che bene o male è durata quasi un'ora. Vi faccio rivedere questo bellissimo album, ve lo metto proprio sotto al, diciamo, al logo Dragon Ball, sotto al logo Panini, diciamo. Questa è la quarta di copertina, molto importante anche la quarta di copertina, guardate che bello il drago. Ok, che dire, allora io adesso dovrò iniziare a collezionare tutte le figurine di questo album. Non mi pronuncio su, diciamo, sulle varie figurine che andranno a completare questo album, quindi non lo so, ne abbiamo viste pochissime insieme, però mi riservo di fare un'altra live sfogliando l'album completo in ogni sua parte. Speriamo di completarlo a breve. Adesso io mi dedicherò ad aprire questi altri pacchetti per vedere poi
quanti altri pacchetti dovrò comprare per completare l'opera. Poi mi metterò, le attaccherò tutte le figurine e preparerò, diciamo, quest'album per essere sfogliato insieme a voi. Per intanto io vi ringrazio, sono le ore 11.04 di questo 9 aprile 2024, oggi è martedì, quindi niente, c'ho un sacco di altre cose da fare, ma veramente tante. Io per ora vi ringrazio di aver visto questa live durata circa un'ora e vi do appuntamento alla prossima live che come sempre non so quando la farò. Ovviamente dobbiamo parlare anche di questo, questo è sempre uno dei vinili di Renato Zero che io sto facendo la collezione, si trovano in edicola, ok? Parleremo anche di quei vinili lì per quanto riguarda però Reni J, ok? Allora, in chiusura come sempre vi invito a visitare il mio sito principale che è www.classe74.it, dove troverete delle parti un po' più nascoste di Amazon dove fare i vostri acquisti, diciamo partendo dal mio sito, andando a vedere diciamo delle aree particolari del mio sito, potete poi accedere al vostro account Amazon non dal mio sito ma direttamente dall'app di Amazon o anche dal sito di Amazon con le vostre credenziali. Cioè il mio sito è solo un consiglio, niente di più, sono link di prodotti consigliati da me, ok? Quindi partendo da classe 74 che è quello principale, posso parlarvi anche per esempio di starwarsstore.it, anche lì ci sono tanti oggetti in vendita su Amazon che riguardano però la galassia lontana lontana, quindi tutto diciamo l'universo espanso di Star Wars, ok? C'è anche legolando.it che è interamente dedicato ai Lego e a questo universo dei Lego che cresce sempre di più, ci sono sempre più serie di Lego, quindi Lego City, Lego Star Wars, cioè, ce ne sono tantissime, guardate, veramente veramente tante, e quindi vi invito a visitare il sito www.legolando.it. Poi come avete visto qui sono un appassionato di vinili, quindi non posso non menzionare www.ilmondodelvinile.it che è un sito interamente dedicato ai vinili in vendita su Amazon. Poi c'è Renij Store che è .it, www.renijstore.it, che invece tratta la musica, giradischi, CDJ, mixer, amplificatori, casse attive e passive, insomma tutto quello che ha a che vedere con l'ascolto casalingo di musica, ok? E poi me ne sto scordando uno, sì, un altro che è l'ultimo nato, però a cui sono molto affezionato, è www.magliettevintage.it. Su magliettevintage.it troverete tantissime magliette, anche quelle consigliate da me, che sono diciamo vintage, considerabili vintage, sia dal punto di vista musicale, dal punto di vista dei videogiochi, dal punto di vista del cinema, dei manga, eccetera. È un sito in continua evoluzione, lo devo diciamo migliorare, diciamo ci devo aggiungere altri prodotti, ci sto lavorando, quanto prima vedrete anche altri prodotti aggiunti al sito www.magliettevintage.it. Mi sembra di averli detti tutti. Io vi ringrazio, vado a cercare la sigla di chiusura come sempre, vediamo un po', Reni, eccolo qui, allora andiamo a vedere, eccola qui, questa diciamo che non è proprio una sigla, io dico che è una sigla ma non è proprio una sigla, è così, è una pubblicità dei miei siti che io ho fatto e quindi ve la propongo ogni volta. Di nuovo grazie a tutti di essere stati qui con me, ci vediamo alla prossima live, auguro a tutti quanti voi una buonissima giornata. Sono le ore 11.08 di questo 9 aprile 2024, martedì. Grazie a tutti, alla prossima live, ciao!